È veramente una campagna elettorale assurda, lo dicevamo, un voto di apparenza l'abbiamo definito sul sito ferdinandoavarino.it qualche settimana fa, tanto che anche l'amico Marco Bonet per il Corriere del Veneto ha ripreso questa espressione nella sua impresa impossibile, l'impresa eccezionale, quella che è il podcast di analisi della politica di questa campagna elettorale assurda, lo dico ancora una volta. La notizia di oggi qual è? L'avete visto ormai dappertutto, che il candidato del centro-sinistra, che dovrebbe essere quello più accreditato nell'eventualità della sfida con il centrodestra e che in questa campagna elettorale ha i sondaggi che ha, lo sappiamo anche pubblicati oggi, è positivo al coronavirus. Quindi Arturo Lorenzoni, ex vice sindaco di Padova, leader del Veneto che vogliamo, anti-Zaia in questa campagna elettorale, è positivo al virus. Oggi è il 4 settembre, che giorno è? Quindi da oggi in poi, augurando tutto il bene ovviamente ad Arturo Lorenzoni, che ha qualche linea di febbre, che non ha detto che sta bene, l'abbiamo visto, abbiamo pubblicato il suo video sul sito ferdinandoavarino.it e sarà in onda nei telegiornali questa sera. Per fortuna sta bene, ma da oggi comincia il suo isolamento, quindi 14 giorni. Guardate un po' dove si finisce con 14 giorni, praticamente si arriva al 18. Il 19 c'è il silenzio elettorale, il 20 e il 21 si vota, tanti saluti. Allora è chiaro che la sua campagna elettorale continuerà come è sempre stato anche in televisione in questi mesi difficili con i collegamenti telematici, nessun appuntamento più in pubblico, non lo si vedrà almeno per questi 14 giorni, ribadisco, sperando che stia sempre bene come deve essere, perché non potrà avventurarsi in incontri pubblici. Oggi ha saltato quello che doveva essere probabilmente il più importante con il leader Nicola Zingaretti, il leader del Partito Democratico, che era a Padova, era in Veneto per lui, ma appunto al risveglio aveva qualche linea di febbre e quindi prudentemente si è mobilitato per fare subito il tampone e ha fatto bene. Questa campagna elettorale assurda e ce lo consegna ancora una volta i sondaggi. Sono due quelli di cui abbiamo parlato nel sito questa mattina, cioè quello del Corriere della Sera e quello di Demos per il Gazzettino, con una percentuale oggettivamente bassissima. Cosa ci resta oggi? Quindi Zaia 74-75, Lorenzoni tra il 14 e il 16. Cosa ci resta oggi? L'unica cosa è capire che cosa farà la lista Zaia rispetto alla Lega e dovremo analizzare questa cosa qui ormai. Ci resta, come possibilità di analisi anche dal punto di vista giornalistico questo aspetto dei prossimi giorni del post 2021 in una elezione di apparenza. Ma un altro dato importante, inevitabilmente in un'analisi di comunicazione, quando il 71%, dice Demos, dei veneti non sa chi sia Arturo Lorenzoni, quindi solo il 3% non sa chi sia Luca Zaia, il 71% non sa chi siano i suoi sfidanti, in particolar modo non sa chi sia Arturo Lorenzoni. Questa notizia gli darà una visibilità che comunque gli farà guadagnare di certo in notorietà qualcosa in più. È un'analisi, scusate ovviamente, ma è un'analisi prettamente di comunicazione ovviamente, e ribadisco ancora una volta l'importante è che Arturo Lorenzoni stia bene e che possa continuare la sua campagna elettorale in via telematica. E a proposito, lunedì sera sarà ospite di Ring su Antena 3. Ciao!